Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Avete riconosciuto il direttore organizzativo. C'è scritto. Ah, ok, l'hai scritto stavolta. Il direttore Buonasera. organizzativo della Contrada, Diego Matuchina, che ringraziamo per essere nostro ospite. Grazie a voi per l'ospitalità. Con Diego Matuchina parliamo segnatamente della rassegna Let's Play, che partirà al giardino del Museo Sartorio dal 6 giugno per concludersi al 30, ed è una rassegna che vede insieme tre teatri cittadini, cioè la Contrada, certo, il Teatro Sloveno e il Teatro Miela. Allora, intanto, intanto dico io una cosa, il titolo della rassegna corretto e giusto è Let's Play, 3 teatri al Sartorio. Ecco, siccome io non riuscivo a dire sicuramente 3 teatri. 3 teatri perché è tipo scioglilingua, no? Noi ci abbiamo provato, ci siamo impratichiti perché è il 4º anno in cui lo facciamo. Ormai quindi dopo 4 anni ovviamente si va veloci. Abbiamo preso in prestito il cappello di Let's Play proprio in accordo con il comune, perché ovviamente noi sposiamo. Adesso lo vedo, sì, non avevo... Let's Play è una manifestazione a parte, ma noi 4 anni fa, quando abbiamo la Contrada assieme al Teatro Sloveno e al Teatro Miela, hanno deciso di mettere assieme le proprie forze per creare una rassegna nuova dove eravamo tutti e 3 protagonisti e coprotagonisti. A quel punto avevamo preso in prestito il cappello di Let's Play e ci abbiamo aggiunto i 3 teatri al Sartorio. L'iniziativa del 2021 era andata molto bene, al punto che dall'anno successivo il Comune di Trieste ci ha adottato, perché il primo anno eravamo un po' per conto nostro, e ci ha inserito all'interno della programmazione di Trieste Estate, per cui Let's Play 3 teatri al Sartorio è il primo, è una delle diverse rassegne che compongono tutto il vasto programma di Trieste Estate, ed è la prima rassegna, è quella che apre proprio il festival. Quindi lo inaugureremo il 6 giugno, giovedì 6 giugno. Allora, poi vedremo anche di dare un'occhiata più specifica agli spettacoli. Logicamente poi Diego parlerà più specificatamente di Contrada per ovvie ragioni, ma insomma poi... Perché ne so di più, non per campanilismo. In questo lavoro devo dire la collaborazione con i colleghi dello Sloveno e del Miela è ottima. Ecco, tra l'altro, scusa Diego, c'è anche da dire questo, no? Cioè, negli anni precedenti è venuto fuori quanto sia ottimo lo spazio del giardino del Museo Sartorio per questo tipo di manifestazioni, tant'è vero che quest'anno mi pare che si è ampliato il numero di posti a disposizione, con una 50ina di posti in più, mi sembra vorrei esagerare, perché molto spesso negli altri anni arrivava della gente e non trovava, che doveva rimanere fuori. Quindi... Certo, infatti per questo ti dico che l'iniziativa del primo anno era andata molto bene. Il Comune ovviamente già utilizzava gli spazi del Sartorio per manifestazioni e altre cose, però fino a 3 anni fa non erano inclusi, non era uno degli spazi utilizzati da Trieste Estate. Si lavorava a San Giusto, in Piazza Verdi, il bastione rotondo di San Giusto, quindi queste erano le location. Quando noi nel 21 abbiamo fatto questa rassegna, il Comune, che già ci faceva altre cose, eccetera, ha deciso invece di farlo diventare uno dei punti diciamo più attivi proprio dell'intera manifestazione, al punto che adesso tantissimi spettacoli di Trieste Estate si svolgono là. La differenza con la nostra rassegna, lo dico subito perché poi c'è sempre magari qualche piccolo malinteso, è che tutti gli altri spettacoli che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre al Museo Sartorio, quasi tutti dovrebbero essere a ingresso gratuito. Invece questa nostra rassegna, gli spettacoli sono a pagamento, si paga un biglietto che comunque obiettivamente è un prezzo molto popolare, stiamo parlando di 10 euro, per cui non sono cifre incredibili. Questi spettacoli vengono concepiti non so, gli spettacoli vostri sono concepiti per questo spazio
potrebbero essere poi ripresi, eccetera? Dunque, sì, in realtà tutti noi produciamo degli spettacoli che prepariamo anche per la stagione autunnale, che portiamo anche in altre situazioni. C'è però, ed è una caratteristica molto importante di questa rassegna, uno spettacolo, il primo, che viene realizzato da ad tutti e tre hoc, insieme, perché è una coproduzione. Noi ogni anno, oltre a presentare, ognuno di noi presenta un certo numero di spettacoli, ognuno di noi ha a disposizione un weekend lungo, diciamo di giugno, quindi da giovedì a domenica, ad eccezione di quello che cade attorno al 16, perché il 16 giugno è il famoso Bloomsday, c'è il famoso Bloomsday. Di conseguenza noi facciamo un passo indietro e lasciamo, ma giustamente Riccardo Cepac promuove il Bloomsday da tanti e tanti anni, giustamente deve avere la priorità, quindi noi ci fermiamo e lasciamo tutti gli spazi e le cose a disposizione. Invece negli altri weekend, in questo caso dal 6, dal 20 e dal 27 quest'anno, ognuno dei tre teatri ha le sue 4 giornate. L'inizio sarà dedicato al Teatro Miela, il weekend dopo si salta, quello del 20 è della Contrada, quello del 27 è dello Slosogno. E il 6, il 20 e il 27, giovedì, viene presentato sempre lo stesso spettacolo, viene replicato sempre lo stesso spettacolo, che è la nostra coproduzione. Che si chiama Trieste è il mare. Che cos'è? Avevamo ideato 100.000 titoli diversi, particolari, complicatissimi. In realtà è molto semplice, è la visione del mare, di come il mare faccia parte di questa città e della mentalità della gente, non solo dei turisti, ma ovviamente di tutti i cittadini, tutti quelli che ci abitano, visto attraverso gli occhi, le testimonianze, interviste, brevi brani di passanti. Infatti vengono realizzati dei filmati, delle piccole brevi interviste, ma soprattutto visto attraverso tante pagine di letteratura di diversi autori. La raccolta e la composizione di tutti i testi di questi autori l'ha fatta Stefano Dongetti, con la collaborazione di Lino Marrazzo, che cura anche la regia. A titolo gratuito, va detto, perché giustamente, essendo anche direttore artistico di Trieste Estate, che non vuole assolutamente che si configuri il pericolo di un conflitto di interesse. Lino ci dà una mano molto volentieri su queste iniziative. E tra l'altro con Marrazzo parleremo di tutti quanti gli spettacoli, credo uno di questi giorni, proprio di tutta la parte prosa di Trieste Estate. Certo. Lo faremo prima del telegiornale, insomma uno di questi giorni. Tra l'altro in scena in questo primo spettacolo ci sono 3 pezzi da 90, tra l'altro. Ognuno, no, certo, diciamolo. Ogni teatro mette il suo, la Contrada mette Agliella Reggio. Io l'ho vista, chiedo scusa, quando era un mesetto fa circa, sì, nell'Orlando Furioso, dove lei interpretava la maga Alcina. Sì. Insomma, bisognerebbe clonarla. Perché teniamoci questa. Sì, però voglio dire, è una forza della natura. È vero, è una forza della natura. Io poi, sapendo anche quanti anni ha, perché poi dopo non si possono dire. Noi non lo diciamo. Non lo diciamo, però francamente è qualcosa di straordinario. È una macchina da guerra, inarrestabile, inarrestabile. Trova un progetto, se ne innamora, lo vede, lo studia, le piace, la decide, facciamo così. Poi anche in un contesto molto, devo dire la verità, molto intelligente. L'unico peccato è che per tutta una serie di ragioni che hanno a che fare con la scuola noi non conosciamo bene l'Orlando Furioso e quindi non potevamo comprendere appieno l'enorme lavoro di riduzione e messa in scena che ha fatto lo stabile il dramma italiano di Fiume ha realizzato, ma è uno spettacolo veramente hanno anche giocato moltissimo, perché giustamente è nelle corde dei paesi dell'est, quello di osare sperimentare, buttarsi con
scenografie, costumi. Mi ricordo quando era in prova ancora lo scorso inverno, Ariella mi ha mandato la foto del suo trucco di scene della parrucca, sono andato avanti a ridere per 20 minuti. Allora, credo. questo è che sennò poi... Allora, dicevamo, no, non voglio interrompermi, la Contrada mette, porta Ariella Reggio, invece il Teatro Miela mette a disposizione Alessandro Mizzi, che è una colonna portante della cooperativa Bonaventura, e lo Stabile Sloveno porta invece il musicista Ilia Otta, un bravissimo musicista, che assieme a Enza De Rose, che invece è nostra, cura le musiche, mentre Mario Bobbio, che è sempre messo a disposizione dalla Contrada per la coproduzione, fa il videomaker e cura tutta la parte dei video. È bello anche che Mario Bobbio sia, insomma, che è un cognome Bobbio che per la Contrada sì, qualcosa significa. Ecco, l'ho già sentito da qualche parte, non mi ricordo dove. Per dire la verità. Allora facciamo così, andiamo adesso magari li dico io, gli altri spettacoli del Miela e dello Sloveno e poi finiamo con gli altri vostri benissimo, spettacoli. Dunque, certo. il 7 di giugno è il weekend del Teatro del Miela. Il 7 di giugno è abbastanza vicino perché Topolini di e con Luigi Orsini, quindi sarà divertente anche, come dire, immergerci nel mondo tutto particolare dei Topolini con come dire, attraverso gli occhi di un forestiero e quindi sarà un'analisi anche di stereotipi e quindi si annuncia molto divertente. Sabato 8 giugno invece c'è un monologo comico di Stefano Dongetti che si chiama Obsoleto. Dongetti è... Poi ha questo modo... è geniale, anche perché lo vedi, sembra così calmo, pacato, poi arriva in scena. È molto molto divertente ed è appunto un monologo comico e qua io non so cosa sia... So cos'è lo stand-up, ma la sit-down comedy, questo non so cosa sia. Questa secondo me se l'ha inventata lui, nel senso che sta in piedi lui, si siedono gli altri o viceversa. Ci si può aspettare di tutto. Io me la sono trovata là così, l'ho presa con le pinze, ho detto io non so cos'è, ma lui sicuramente lo spiegherà alla gente. Come si diceva una volta con quella serie televisiva che si chiamava Stingray, nella prossima mezz'ora può succedere di tutto, quindi sì, anche tu non puoi ricordare Stingray. Ti ricordi Stingray? No, mi ricordo il nome, però mi ricordo la battuta. La battuta però, è... Poi il Miela chiude il 9 di giugno con un altro titolo che è tutto un programma che si chiama Paraormonal e che vede in scena Laura Bussani, Stefano Bembi con la regia di Ivan Zerbinati che sono anche loro parte integrante della famiglia Miela. Facciamo un salto piuttosto lungo, andiamo al 28 di giugno perché inizia il weekend. 27 c'è di nuovo la replica di Trieste il Mare. Il 28 giugno, primo spettacolo del Teatro Stabile Sloveno che si intitola Goccia di Sale ed è un progetto ispirato alle poesie del poeta Edelman Jurincic. Qua ti posso dire qualcosa anch'io, anche se non sono dello sloveno, lo dico volentieri. Perché quando vedo uno spettacolo anche di altri colleghi che mi piace, mi emoziona, lo racconto sempre molto volentieri. Io l'ho visto questo spettacolo, l'attrice, che è anche autrice, era nostra ospite anche Patrizia qualche tempo fa. Jurincic, che peraltro è tutto legato a questo Edelman da cui ha preso ha tratto alcuni versi. Dovrebbe anche essere un suo lontano parente, quindi il cognome ricorre più volte. È uno spettacolo veramente magico, è uno spettacolo bellissimo, visivamente bellissimo. Naturalmente tutti gli spettacoli dello sloveno sono in sloveno e sottotitolati in italiano. Io che ammetto la mia ignoranza e mi dispiace molto, pur essendo triestino, non parlo lo sloveno e non lo capisco. Ho visto questo spettacolo e non avevo bisogno di leggere perché poi alla fine perché te lo godevi, è bellissimo. 2 invece sono gli appuntamenti per lo spettacolo successivo, sabato 29 giugno e domenica 30 giugno, sempre alle ore 21. Lo spettacolo si intitola, vediamo se lo pronuncio correttamente, Cevap Chef.
Cevap Chef. Cevap Chef Cevap dovrebbe Chef, essere. Sì. Questo invece è un progetto di Sabrina Morena. Ecco, che poi vedrò e le chiederò anche a lei direttamente. La guerra dei cevapcici, sì. Per cui chi ha inventato i cevapcici? Sono tutti che si litigano la primogenitura del cevapcicio, ma alla fine dietro questa cosa che ovviamente l'ho inventato adesso, cioè lasciami inventare qualcosa, cioè sono tutti che si litigano questa cosa qua, non si può sentire, no, è terribile, lo so. Vabbè. Su Umberto, siamo seri, parliamo di teatro, prego. Poi io sono anche combinato come David Niven, devo essere serio perché sono vestito che sembro David Niven, mi manca solo i bottoni d'oro. Uguale. Ecco, bravo, questo mi fa piacere sentirlo, anche perché era spontaneo. Comunque, questo è... Va bene, comunque c'è questo Cevap Chef. Devo dire, il titolo non aiuta, altro che 3 teatri al Sartorio. Il titolo qua Cevap. Vabbè, ma chiederò a Sabrina conto anche chiedi a Sabrina, almeno il titolo poteva fare qualcosa. Lì c'è anche, c'è tra gli altri interpreti, c'è anche Franco Korosek, che è anche sì. vostra conoscenza. Ci lavoriamo spesso e oltretutto con lo sloveno facciamo, fuori da questo contesto qua, facciamo anche altri progetti di collaborazione. Abbiamo un progetto futuro proprio con Franco. Okay. Un progetto bilingue, e essendo Franco ovviamente perfettamente bilingue, faremo la versione italiana noi, la versione slovena, i colleghi dello sloveno. Martin Lisiak e Eva Mauri sono gli altri protagonisti. Adesso torniamo indietro, chiediamo scusa, abbiamo fatto fare un po' di salti spazio-temporali, che neanche un film di, come si chiama, di Christopher Nolan. Al futuro. Sì, è Ritorno al futuro, neanche Interstellar era così complicato. Comunque, passiamo invece ai programmi, agli spettacoli proprio della Contrada, quindi dobbiamo ritornare al sabato. Sì, io parto sempre, perché io ragiono sempre da calendario. Allora, il nostro weekend lungo va dal 20 al 23 giugno. Il 20 abbiamo la seconda replica di Trieste e il mare con tutti i colleghi. Il 21 e il 22 facciamo debuttare questo nuovo spettacolo scritto da Boris Kobau e Boris Devetak con Boris Kobau e Sara Alzetta. È un cabaret, un semplicissimo cabaret che si intitola Squasi. Ora et la staccato Bora. Ed è un cabaret con una serie di scene, di quadri, di intermezzi sulla triestinità. Naturalmente è un gioco, è uno scherzo, quindi è uno spettacolo divertente, pieno di humor, di barzellette, di sensi e doppi sensi e giochi sui triestini, ma nasce da uno spunto importante che è quello di Tullio Chezzi. Che voi anche avete frequentato spesso. Insomma, noi abbiamo lavorato con Tullio, ha lasciato un ricordo importantissimo. Ed era una persona di anche lui sotto quella scorza burbera, molto triestina se vogliamo, invece era una persona di una cortesia, di una gentilezza. Una persona, veramente un signore in tutti i sensi. Manca un po', no? Questo tipo di... E c'è una certa serie di, come dire, determinate persone, determinati personaggi, non mi metterò a far nomi, che io e anche te abbiamo avuto la fortuna di conoscere e che oggi non li vedi in giro, non li ritrovi. Che a ripensare, Guido Botteri, per dirne due, Macedonio per dirne tre. Cioè, voglio dire, tu li vedevi parlare, io vedo oggi le fotografie, vado a riguardare negli archivi e vedo queste foto di scena, queste foto in palcoscenico degli attori che facevano le prove con Macedonio, che si infervorava, che ben impresso là in bianco e nero, perché poi ovviamente noi mostriamo e pubblichiamo le foto dove sono tutti allegri e sorridenti in posa, ma quelle dove c'era Macedonio che stava urlando dietro a tutti con la testa bassa, quelle non le mostriamo. C'è una foto bellissima di Macedonio in palcoscenico, in platea nostra, che sta parlando con Chezzi, cioè seduto in platea in file diverse, per cui uno davanti e uno dietro,
con la moglie di Tullio, Alessandra Levantesi, ferma così che li guarda e li ascolta incantata. Ed eravamo incantati anche noi a sentirli parlare, a sentirli costruire il teatro. E poi era anche la loro memoria storica, vabbè, non so. Andiamo avanti, lui poi... cosa fa? Chesi ci aveva ricevuto la laurea ad honorem diversi anni fa. In quell'occasione aveva tenuto una lezione magistralis sulla triestinità, partendo da Svevo e Saba. E a quel punto, Svevo e Zlataper. Sì, Zlataper, sì. E a quel punto, da quello spunto là, da quell'idea là, Cobau, che è un bravissimo attore, si è inventato, cioè è andato a valanga a inventarsi sketch, giochi, battute e controbattute sui triestini. È un cabaret comunque, quindi non abbiamo la pretesa di robe filosofiche, è proprio un'ora di divertimento puro, con il contraltare di Sara Alzetta, che devo dire è straordinaria perché è poliedrica, dove la metti Sara si trasforma, fa 8000 dialetti, personaggi, va dal triste, drammatico al comico. Io non ho ancora capito quante Sara Alzetta ci siano dentro a quella persona là, un po' alla volta le scopro tutte. E poi domenica 23 giugno alle 21, e questo è anche un altro appuntamento molto particolare. Esatto, anche questo lo facciamo debuttare a Trieste Estate, all'Let's Play Tre Teatri al Sartorio, ma ovviamente è un progetto che poi rimpolperemo e ripresenteremo anche più avanti, ed è una affettuosa dedica a Carpinteri e Faraguna, dei quali nel 2024 ricorre il 100° anniversario della nascita. Quindi entrambi nati nel 24? Sì, entrambi nati nel 24, amici da una vita inseparabili, i padri delle famosissime Maldobrie che hanno generato dal nulla un filone di libri, spettacoli, commedie teatrali. Bisognerebbe approfittare di questo anniversario anche proprio per ritornare ai libri. Certo. Perché giustamente il teatro li ricorderete anche voi appunto con questo spettacolo, ed eventualmente anche facile capire anche in stagione. No, magari non mettiamo... Pensavo che... Allora, per l'amor di Dio, non sto ad anticipare, poi sono decisioni di Livia Amabilino, questa io non metto bocca. Però non è studiato per andare in stagione. Riformulo. Nel senso, non è lo spettacolo con cui inaugureremo... Questo sai perché hai le tue spie che vengono dal... O le mie spie che sembra vengano dal sud Italia. Allora riformulo il pensiero. È un po' un paradosso, nel senso che di Carpinteri e Faraguna a teatro si parla molto di più di quanto non si parli del successo dei libri. Io ricordo perfettamente quando usciva un nuovo libro di Maldobrie, che fosse, non so, povero nostro Franz, noi delle vecchie province, l'Austria era un paese ordinato, Servigliola, mi dico tutti. In casa nostra era una specie di festa. Era una festa, è uscito un nuovo libro. Quindi bisognerebbe poi in qualche modo tornare a quei... Recuperare. Adesso non so se esiste ancora la casa editrice. Non so. Sarebbe, ma purtroppo questa è una città dove il condizionale si adopera troppo spesso. Esatto. Ma questo è un altro discorso. Diciamo che noi, questa è proprio l'idea, è partita proprio da Ariella, dicendo sono 100 anni dalla nascita, facciamo uno spettacolo di Maldobrie. Quindi un collage di alcune Maldobrie, poesie, le poesie del Nonetto, le Serbidiole o Serbidiole. Le Serbidiole, credo. Sì, infatti. Seppure non si sposta l'accento. Seppure non si sposta l'accento con il plurale. Serbidio, l'austriaco Serbidiola, quindi verso Serbidiole.
Sì, ma Vabbè, ci perdiamo i cevapcicio, le sì, serbiglione, cioè basta, no? Stiamo seri. anche per qui c'è da discutere di un altro problema importantissimo dopo di questo spettacolo, Di quale? di Putele Putein, questo te lo dico dopo. Me lo dici dopo. Allora diciamo C'è che... paura, c'è un Paura, attimo. no, è perché quando fai così dopo mi interrogo e mi dice ma ti ricordi quella volta che... E io non so, ma come quando ero all'università devo far finta di... sì, Basta tirarla per le lunghe. Poi. Esatto. No, allora vado veloce su questo. Facciamo debuttare questo spettacolo con Ariella, Adriano Giraldi, Zoe Pernici e Giacomo Siguglia. E questo è il problema. E questo è il problema. Immaginavo che mi cascavi su Giacomo. Si è tagliato i capelli. E ha vinto anche la menzione per miglior attore del premio Cannavacciuolo. Se si tagliavano di più i capelli vinceva tutto il premio. Poteva anche vincere di più, gliel'ho detto ieri che l'ho visto in conferenza stampa, ma niente, non c'era. Beato lui, insomma, noi siamo anche, io di più, sono anche molto invidioso di certe, però devo rifarmi, però devo dire la verità che Giraldi, la Pernici sono ormai, Giraldi e Giacomo è veramente bravissimo. No, a me piace prenderlo in giro perché poi si presta, però è veramente molto bravo. È un bravissimo attore ed è molto eclettico, si muove in tutte le direzioni, il canto lirico, l'operetta, la prosa, in dialetto, in italiano, cioè veramente tutto. Infatti l'abbiamo affidato alla regia. Lui farà... Quindi proprio... No, noi corriamo e non si rischia, lo facciamo volentieri e a ragion veduta. È molto bravo. E parlando della professionalità della signora Reggio, Ariella è una di quelle attrici che si fa dirigere dal regista. Sì, perché tu trovi oggi la sgallettata che dopo 5 minuti di esperienza sa già tutto lei. Era nostra ospite per una bella intervista, non dovrei dirlo io, per una bella intervista un mesetto fa, abbiamo dovuto rincorrerla proprio perché gli impegni, le cose. E lei aveva proprio detto io mi consegno nelle mani del regista. È vero. Non c'è altro discorso, insomma. Che ci sono stati anche dei casi in cui le abbiamo detto ma no Ariella, non sempre, non tanto, ogni tanto salvati, preservati, perché se finisci nelle mani di certi registi, insomma, ognuno faccia il suo mestiere. È vecchia io scuola. faccio l'attrice, lui fa il regista, lui mi dice fai così, sono d'accordo, non sono d'accordo, ci posso discutere, ma alla fine della fiera io faccio quello che mi dice il regista. È la scuola dei Mastroianni, loro, eccetera. È la scuola, appunto. È la scuola. Allora, siamo in chiusura, abbiamo detto tutto. Abbiamo raccontato un po' ricapitoliamo tutto. solo quello perché non vorrei aver fatto confusione, cioè il primo spettacolo, quello che va in scena il 6 di giugno e che apre Let's Play al giardino del Museo Sartorio, verrà replicato anche il 20 di giugno e il 27 di giugno, cioè giovedì, e con inizio sempre alle ore 21. Sempre alle ore 21. E si intitola Trieste e il mare. Trieste e il mare. Dico solo questo, in caso di maltempo, noi adesso stiamo distribuendo i vari materiali, ci sono i flyer che stanno andando in giro per la città, poi li troverete anche direttamente in loco. In caso di maltempo, il 6 e il 20 di Trieste e il mare, sto parlando, lo spettacolo sarà ricoverato il giorno stesso al Teatro Miela. Ok. Invece, in caso di maltempo, il 27 il Miela non era disponibile, lo spettacolo viene recuperato allo Sloveno, ma non il giorno stesso, ma pochi giorni dopo, il 2 luglio. Ok, perfetto, quindi lo spettacolo viene comunque fatto. Certo, comunque chiedete informazioni, prevendita sul circuito Viva Ticket, noi vendiamo i biglietti nostri anche da Ticket Point, qualcuno li ha sul proprio sito. Cercate, vedete, guardate i nostri siti e troverete tutto. Grazie Diego Mattuchini, buona estate, buon lavoro, buon allestimento del prossimo cartellone. Grazie. E noi andiamo in pubblicità e poi torniamo, ci sarà Giorgio Dendi che stavolta credo non sia solo. Per me sarà difficilissimo.
Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come ho annunciato, siamo in compagnia di Giorgio Dendi, che non è venuto da solo, e quindi io sarò sottoposto alle consuete torture matematiche non soltanto da Giorgio Dendi, ma anche da Elena Caselli, che quanti anni hai, Elena? 10. 10, quasi 10, quasi 10. Frequenta la quarta elementare. Qual è la sezione? B. B, anch'io ero in B alle elementari, alla scuola Umberto Saba. Elena è arrivata quarta al torneo, insomma al trofeo della Bocconi di matematica. Certo, di sabato scorso. Come sei, contenta? Molto. Oh, là, abbiamo visto anche il sorriso, c'è un po' di esitazione. Ma da quanto ti piace la matematica? Esagera. Da quando sono andata alle elementari. Ma che cosa ti piace della matematica? Adesso che cosa ti piace della matematica? Cioè, Ma un po' tutto, ecco. Soprattutto i problemi. quindi non solamente fare conti, eccetera, ma proprio arrivarci con i problemi, eccetera. I problemi che saranno sempre, Giorgio, tu lo sai meglio di me, probabilmente saranno sempre quelli che facevamo noi 40 anni fa, tipo compra 2 kg di mele, cioè, sì, o è cambiato un po'? Non sono i problemi che piacciono a lei, probabilmente sono quelli scolastici, ma se ha partecipato e si è classificata quarta su tutta Italia a questa gara, significa che anche le piacciono i problemi della Bocconi. Okay. Più avanti ho una diapositiva. Sì, mega fregato. Ho una diapositiva nella quale ci sarà un problema. Io avevo preparato così le diapositive, ecco, qui c'è la testimonianza che io c'ero sabato alla Bocconi, c'eri anche tu, no? Con la tua insegnante, no? Eri? Sì, con la mia insegnante. E con 2 ragazzi di quinta insieme, e lei è quella tra i 3 che si è classificata meglio, perfetto. Ecco, questa è una lezione che io ho fatto dopo per correggere i compiti appena fatti. Ecco, possiamo bloccare qui così, ci fermiamo su questa immagine, possiamo fermare? Allora, i problemi della Bocconi, abbiamo visto prima, no? C'erano tanti ragazzi da tutta Italia e abbiamo dovuto fare una certa classifica, quindi i problemi erano alcuni semplici, ma alcuni 45, anche complicati. 55. Silenzio. Ah, è giusto però. No, allora scusa, facciamo vedere, perché tu hai visto e i nostri amici a casa non hanno visto. Leggiamo il testo: trovare 2 numeri la cui somma sia 100 e la cui differenza sia vale 10. Ecco, questo è un problema tipico scolastico, perché quando farai, non credo che tu abbia fatto ancora le equazioni, si fanno alle medie, sì, ma forse in terza media. Ecco, ti diranno come fare il sistema per risolvere. Però già noi piccolini, in questo momento penso a te, possiamo risolvere il problema analogo vedendolo come un gioco. Ecco, tu prima hai detto che ti piacciono i giochi. Che giochi hai chiesto tu? Tutti, mi hai detto, no? Alla presenza degli spettatori, quindi insomma ci sono anche i testimoni. E quindi io dico che tu hai così, forse i ragazzi hanno anche l'idea per risolvere il problema che non sarebbe alla loro portata. Ho capito. Trasformiamo questo gioco questo problema in un problema alla tua portata. Elena e Mattia... Ma quello di prima, è giusto? Aspetta, scusa. Elena e Mattia hanno insieme 100 fumetti, quindi la somma è 100. Okay. E Elena ne ha 10 più di Mattia. Quanti fumetti ha ciascuno dei 2? Cioè il problema è lo stesso, solo la prima impostazione è un'impostazione scolastica. Sì, hai fatto le equazioni, applica il metodo delle equazioni. Questa è un'impostazione intuitiva. Elena, ce la facciamo risolvere? Poverina, è spiazzata? Sì, mi ha fatto segno di sì. Allora, ecco, tranquilla, ecco. Vediamo un po' come risolveresti questo secondo problema. Io ho messo Mattia, non sapevo se avevi fratelli o sorelle, ho messo un nome a caso. Elena e Mattia hanno 100 fumetti. Elena ne ha 10 più di Mattia. Quanti fumetti ha ciascuno dei 2? Come risolveresti? Allora faccio da 100, tolgo i miei 10. Sì, giusto. Bisogna... Ah già, è vero. Sì, perché non si può fare 100 diviso 2. Sì. Tu hai lì il foglietto, vedo che prendi appunti, fai i conti, ma 100 diviso 2 non si può fare, giusto? Togli i tuoi 10, brava. E quindi quanti fumetti ci sono? Adesso? Tutto 90. Adesso ne abbiamo 90, perché puoi 10... in 2. Adesso... Vai, prego. Adesso io... tutte e 2 abbiamo 45 fumetti. Esatto, perché adesso si può dividere, brava. E quindi aggiungi 10. Sì. 10, io ne ho 55 e lui
45, brava. Scusami, sai, io ti ho anche interrotto perché avevo paura che tu sbagliassi, invece l'hai fatto egregiamente. Allora scusa, ti do anche la mano. Ma l'ho detto anche io prima. Ma sì, ma scusa, però insomma avevo da fare questo discorso. Adesso ti metti con una ragazzina che ha la sesta parte dei tuoi anni, scusami, sai. Ecco, boh, insomma, va bene, va bene. No, va bene. Diamogli una soddisfazione a questo povero uomo. Benissimo. Ok, brava comunque. Allora, possiamo andare avanti e ti mostro il problema, ecco in questa vignetta, il problema che era destinato ai più grandi. Okay. Giusto così per vedere, non lo risolveremo. Vuoi leggerlo? Allora, il nostro sommelier ha preparato una fontana di champagne ponendo alla base 25 calici disposti in quadrato. Sopra altri 16 calici, sempre disposti in quadrato, e poi 9, e poi ancora 4 e infine un calice. Ha così ottenuto una piramide di 5 piani, come vedete in figura A. A questo punto versa lo champagne del calice in alto e continua a farlo fino a quando tutti i calici si sono riempiti. Quando un calice trabocca, il surplus si riversa uniformemente nei 4 calici su cui poggia. Invece il surplus dei calici del piano di base va perso. Quanto champagne è andato perso nel momento in cui tutti i calici sono stati per la prima volta tutti riempiti? Eccolo, scusa, io vedevo il tuo sguardo proprio smarrito. Ecco, non è mia intenzione risolvere con voi, ma giusto per vedere l'impostazione, volevo far vedere, non ci sono equazioni, non ci sono formule, l'impostazione scolastica, perché è nell'idea dei giochi della Bocconi è che ci voglia un po' di intuito, un'idea, e magari risolvi anche con i calcoli semplici o difficili, indifferente. Scusa, qua per mia curiosità, è la risposta. Adesso non no, ma non voglio sapere la risposta. Cioè, come viene calcolata? Perché tu devi dire quanto champagne viene perso, cioè quanti calici si potrebbero riempire con tutto quello che viene perso. Quanto champagne è andato perso nel... Però come calcolo la quantità di champagne? La calcolo a bicchieri? Sì, in bicchieri, in bicchieri. Ecco, questo non è adatto a lei, scusa, ecco, sta tranquilla, non te lo proponiamo, ma per mostrare come si fa. Ecco, volevo solo sottolineare l'impostazione matematica scolastica e invece qua l'impostazione del gioco matematico. Ecco, a scuola siamo sicuri che tu non hai fatto il teorema dello champagne nei bicchieri, come non si è fatto il teorema di te e Mattia che avete i libri, sì. Ecco, però devi avere l'arguzia di immaginare il procedimento e trovare la soluzione come hai fatto tu l'altro sabato. Bene, adesso di nuovo? Ah, no. No, adesso possiamo andare avanti, vediamo cosa c'è nella prossima immagine. Tra l'altro, ecco, questo volevo dire, che questi problemi matematici, possiamo vedere l'immagine che noi vediamo nella preview, ecco, senza leggere indifferente, sono quelli stessi che vengono proposti in questi giorni ai test d'ammissione a medicina. A medicina, questi sono di medicina. Ecco, sono problemi di logica. I commenti sono più svariati nei social perché la gente, cosa c'entra questo, io devo fare il medico, però devi saper interpretare bene una diagnosi, adesso non so se uso i termini giusti, sì. Devi saper bene leggere correttamente. Allora, okay. Vai, lasciamo perdere, ecco, ma giusto per mostrare che la matematica può essere interessante anche se noi faremo altre discipline all'università. Tu cosa farai da grande, Elena? Non lo sai ancora? No. Non ancora. Magari farà lettere. Prossimo anno in quinta, no? Sì. Ecco, insomma, avete un esame per passare alle medie o non c'è più? No, non c'è più. E le prove invalsi quando si fanno? Quinta, sì. In quinta, ecco, mi sono perso. E prove invalsi, quando c'eri tu non esistevano, perché il signor Invalsi non era ancora nato. No, ma le prove invalsi sono dei test che assomigliano un po' a queste gare della Bocconi. Cioè, in queste prove bisogna un po' di arguzia e avere un'idea, oltre alle cose un po' di cattiveria o no? No. Un tantino bisogna, sì, qualcosa di più. Tu ne hai fatti in seconda elementare o no? Come funziona? No, mi pare solo in quinta adesso da quello che... No, dopo si fa anche più avanti. Ma ti piacciono anche altre materie a scuola, come la matematica? No, cioè mi piacciono, ecco, ma un po' meno. Qual è l'altra, per esempio, che ti piace? Mi piace italiano. Beh, italiano, giusto, bene. Anche...
E musica anche probabilmente. Sì, anche musica. Sì, sì, certo, sì, sì, sono tutte comunque collegate le materie, ma le piace soprattutto quella materia che hai fatto stamattina. Dov'eri stamattina? Ero in gita Ah, vabbè. in Grotta Gigante. In Grotta in Grotta Gigante. Gigante. Pensa, siamo andati io e la preside. Non so se hai saputo questa cosa, siamo andati in classe tua per farti, la preside voleva farti i complimenti, siamo E invece entrati, non c'era. bussiamo, non risponde nessuno, non c'eri né tu né quell'altra classe vicino, eravate entrambe in gita scolastica. Vabbè, ti faremo... La Grotta Gigante è bellissima, devo dire la verità, io ci sono stato più di recente perché era parecchio che non ci andavo, ma è veramente un gioiello che noi abbiamo e non so quanti triestini lo conoscano. Hai contato gli scalini che ci sono o no? No. No, Sì, perché uno magari pensa che tu sei tutto il tempo che fai conti, no. eccetera. No, No, i matematici, ecco, vedi, anche questo è un luogo comune, che i matematici devono contare, devono avere fisime così strane. No. Sono io che faccio Ecco, le somme sì, dei numeri delle targhe al che vedi davanti a semaforo, te. E io sono quello che ti suona dietro, vai avanti, che è venuto a rosso, verde. Si fanno ancora, ma sì, io le ho fatte le elementari, le divisibilità dei numeri, o non si fanno più? Sì, Si fanno ancora. Sì, 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 no. Quella è una cosa su cui Sì. io batto ogni volta perché è l'unica cosa che mi ricordo e mi piace. Cos'è? Problemi di microfono? Ah, mi sta cadendo. Non farle domande difficili perché lei ha risolto egregiamente il problema per cui... Ma adesso guarda, scusa, parliamo di matematica. Allora, tu hai risolto il problema con i giornaletti, no? Io ti ho fatto anche il segno, non so se sono stato inquadrato, ti ho fatto il segno con la mano, c'è questo mucchio di giornaletti, no? Bisogna visualizzarli. Con gli anni non si vedono, ma se per esempio, ecco, se io ti dicessi che io e te abbiamo in tutto 40 anni e io ne ho 20 più di te, riusciresti a trovare quanti anni hai tu e quanti anni ho io? Non ti chiedo la tua età, potrebbe venire anche un altro numero. Io dico che insieme abbiamo 40 anni. Vedo Bosazzi già in difficoltà. Sì. Allora, insieme abbiamo 40 anni, io ne ho 20 più di te. Come si fa per trovare? 40 meno 20. Sì. Resta Resta 20. Fa 20 e ognuno di noi ha 10 anni, Sì. più i tuoi 20 anni, tu ne hai 30 e io 10. Sì, allora vedo che Bosazzi, scusami, ecco, ti sei perso, ho questa sensazione, ecco, ti sei perso. Invece, vedi, lei ha capito la struttura, che si tratti di giornaletti che posso immaginare di vedere, di toccare, o anni che non si toccano, lei ha capito il meccanismo e questa è la matematica secondo me, capire un meccanismo e una volta che l'hai capito lo porti nell'oggetto che devi esaminare. Io non mi ricordo purtroppo, alle elementari si fa anche geometria? Sì. Ti piace anche la geometria come la matematica? Oppure c'è qualche cosa di... ti piace di meno? No, uguale. Uguale. Bosazzi, le piace la matematica? È inutile, cerco sempre... No, mi fa piacere, brava. Ma però la tua domanda non è banale, perché vedo certi ragazzi che hanno difficoltà con la geometria, soprattutto con la geometria solida. Tu fai ancora la geometria piana. Devo dire la verità, adesso non per... Io andavo bene in geometria, perché devo dire la verità, come tu sai, a me piace fare i conti, magari. Sì. Geometria solida era... Nella geometria solida hai un rettangolo che gira intorno a un asse, non si riesce bene a capire. Difatti. Ma bisogna, come abbiamo fatto con i giornaletti, che io ho fatto finta di mostrarti che qua c'è un mucchio con un certo numero di giornaletti, bisogna realizzare. Io a casa ho pieno di oggettini tondi, di righelli o di cose delle varie misure che mi servono per vedere la cosa che altrimenti riuscirei difficilmente. Vedi, io sono venuto con i pennarelli e col foglio e con la lavagna perché se può servire sono pronto a fare il disegno, però ecco, i ragazzi non hanno tante volte voglia e dicono non riesco a capire, ma disegna, oppure prendi e realizza con i tuoi oggettini. Ma quindi quando ci sono i compiti di matematica in classe per te non è, cioè dormi tranquillamente la sera prima, non ti preoccupi più di tanto? Ma dai, se posso chiedere perché, ma no, anzi non lo chiedo, volevo solo capire un po', perché io non ho figli, per cui mi perdo un po' dietro a queste cose. Adesso, alla scuola elementare, vi danno i voti, vi danno i giudizi? I giudizi.
Adesso sei giudizio. Non so, cambia, questo Sì, cambia, come le corriere che girano il numero e così cambiano Cambia. le procedure scolastiche. Apro e chiudo parentesi, mi assumo le mie responsabilità, cambia solo questo, non sì, cambia altro. non cambia altro. La stessa roba uguale, non si... Vabbè, Ma dopo cambia, negli anni cambia anche la struttura, qualche anno si fa insimistica, non è la singola scuola ma ci sono le direttive, qualche anno si fa in altri sistemi, però insomma... Vabbè, insomma, poi l'importante è che a te piaccia, che a lei piaccia. La cosa Allora, e che ti diverta anche a farlo probabilmente. ma si diverte, non indagare. Invece adesso io ti dico questo, davanti a tutti, probabilmente anche i tuoi amici ti guarderanno, i tuoi compagni di scuola, tu devi passare sta passione anche agli altri. È difficile, E devi anche, cosa si può dire, difficile. devi passare anche i compiti. Ma questo No, non si no, può i dire. compiti no. Ma no, perché dopo è divertente se li fanno da soli. Ok, va bene. No, Vedo che su sorridi, questo, vabbè. poverina, è qua presa un po' Più da me, un avanti, po' di lui. poi quando si cresce poi ci si crea anche delle abilità particolari, diventa molto bravi. No. Vieni Allora, da me quando c'è da... se vuoi, spiego io. ecco, no, se hai bisogno tu, adesso Se ti io ho passo bisogno. il numero. Scusa, io adesso se abbiamo finito, se avete da aggiungere qualcosa, io Questa ho delle altre immagini Ah, adesso, sì, questo no, lo vediamo. saltiamo così, giusto per far vedere che la matematica può servire anche in altre discipline. Vabbè, questo è... Quest'anno l'ho sentito l'ospite prima di me, Carpinteri Faraguna, sono nati nel 1924 e anche Mai Buongiorno è nato nel 1924. 26 di maggio. In questi giorni, esatto, 26 abbiamo di maggio. festeggiato È lo il stesso suo- giorno di John Wayne. Ah, John A Wayne. distanza di anni, perché Sì, sì, John sì. Wayne è del Anche nello 7. stesso posto, mi sembra, no? No, Mike... Ma no, dai. No, Ma ti prendo in giro. Mike John è Wayne nato a New York. John Wayne è nato, credo, in un paese Sì, del a Montana. cavallo, si a dà- Montana perché monta i cavalli, per quello è nato in Montana ovviamente. Ecco. E io ricordo di Mike Bongiorno, Beh, tu sei stato un Ecco. suo concorrente. sì, sono stato concorrente. Tra l'altro, guarda la curiosità, questa foto che è rovinata, me l'ho rovinata io a casa, sai chi me l'ha fatta? Me l'ha fatta Parenzan, è un mio amico qua di Trieste, Fabio Parenzan, il fotografo. Perché ti seguiva. Perché lui ha detto, è l'ultima puntata, infatti c'era Dario Baldambembo che era quello che la cantava la sigla Amico finale, è. Amico è, bravo, è venuto per l'ultima puntata e Parenzan che era a Milano ha detto chissà che ospiti di riguardo ci saranno nell'ultima puntata, e infatti c'ero io. Credo che nella foto ci sia Lee Woolman dietro. Lee Woolman, sì, Vero? esatto, era l'oggetto di una domanda. Ah, ecco, ti Sì, ricordi sì, ancora? bravo. Sì, sì, sì. No. No, ma vedendola mi ricordo così. Ecco, e questa è una foto apparsa su Sorrisi e Canzoni tempo fa. Me l'hanno detto, sei su Sorrisi e Canzoni. Io faccio, non è possibile. Tanti anni dopo la mia partecipazione hanno messo questa foto in... E vabbè, insomma, Mike Bongiorno era... a me piaceva tantissimo, devo dire la verità, io Grande, trovo grande. divertentissimo, mi E questa è divertiva molto. è la scatola del suo gioco che ho ancora, insomma, me la sono fatta, mi sono fotografato col suo gioco. Vabbè, insomma, ricordi di quando ero giovane, tu non eri neanche nato. No, insomma. no, io ti seguivo, altro che io ti seguivo. Ah, perché vedevo sul mio sito quella volta, follower 1, eri tu. eri Guardavo. tu. Oddio, no. Adesso abbiamo la ragazzina qua, Ah. parliamo un po' di enigmistica. E io volevo Enigmistica dirti, ti piace anche? no per il momento, non hai il coraggio di dirla. Vabbè. Allora, guarda, io volevo dirti che si può giocare come con i numeri, anche con le parole. Lì abbiamo degli oggetti disegnati, no? E vuoi scegliere uno degli oggetti e giocheremo con quel nome, con quella parola che hai scelto. La barca. Barca. Allora, cosa... Immagina scritto barca, ti serve che te lo scriva o lo riesci a visualizzare? Barca. Prova a cambiare una lettera e trovare un'altra parola, oppure togliere una lettera e trovare un'altra parola. Banca se sostituisco la R con la N. Brava, se sostituisco... Ah sì, ok, scusate, faccio impazzire gli amici della regia. Se sostituisco, dillo di nuovo, se sostituisco... La R con la N diventa banca. Banca, esatto. Ok. E se poi adesso da banca cambio la prima lettera, l'iniziale, da banca, una... Panca? Una panca. E se ci aggiungo, scusate, se ci aggiungo una I da qualche parte, Pancia. pancia,
pancia, e poi se cambio l'iniziale adesso, da pancia cambio l'iniziale, può venire, ecco, vedo che Umberto... Lancia, quella che aveva in mente Umberto, e io avevo in mente un'altra, invece che lancia, un'altra. Ah, sì. Beh, ma lei non lo fa. Don Chisciotte della... Hai mai sentito? No. Oppure quando lasci qualcosa a qualcuno, beh, ma lei non... Beh, sì, si usa dire. Lei, insomma, ti lascio come mancia. Mancia, hai sentito? Sì. Ecco. C'è anche Arancia, Compagnia dell'Arancia. Come no? Che tu conosci. E c'è anche, non so se si pronuncia Cancia o Cancia. Prima di Cortina c'è questo paesetto. Beh, insomma, questo. Sul Boite. Beh, Boite, il fiume Boite. Comunque eravamo arrivati a Lancia. E adesso guarda questo gioco. Lancia avevi detto. Se io inserisco l'apostrofo, viene fuori l'apostrofo Ancia. E Ancia è un pezzettino. Quella cosa che si mette... Sì, che mettono in bocca i suonatori di sassofono, di alcuni strumenti. Un piccolo pezzettino che si infila in bocca, che si tiene con le labbra per suonare. Ecco, in pratica questo volevo dirti, che le parole della lingua italiana si possono manipolare e fare dei giochi, come tu giochi con i numeri e con le cifre. Stessa cosa si può fare anche con le lettere e con le parole. Così, se hai voglia con i tuoi amici, partite da una parola a caso. Hai visto che adesso mi hai fatto una bella catena di parole, ci siamo così giocati e abbiamo anche accresciuto il nostro vocabolario, perché così si imparano termini nuovi, no? Cos'era che non conoscevi? Mancia. Ecco, forse farai in letteratura Don Chisciotte della Mancia. Io sarei molto più pratico. Un personaggio un po' stravagante. Io mi fermo alla Mancia, che io sono molto più certo, terra, insomma. Certo. Però pensa anche alla roba che mi è venuta in mente adesso, pensa che se parti da gatto... Ecco, mostra gli altri. Allora, lui ha scelto gatto. Gatto e subito ratto. Gatto o ratto, che sono due animali. Però nemici, tra l'altro. Nemici, però si può trovare... Matto. Fai trovare qualcuno a lei. Cambiamo la prima lettera di gatto. Cosa può venire fuori? Matto, brava. Infatti hai guardato, stava guardando te, Umberto. Perché lui prima guardava me, poi ti ha guardato te e è venuto subito perché matto. Perché ti fa diventare matto, tra l'altro. Certo, esatto. Ma quando noi ci mettiamo d'accordo, facciamo giusto. Ci si dà la mano, abbiamo un patto. Hai visto quante parole? Sì, stavo pensando se c'è qualcuno, no, penso che abbiamo e quindi ne hai trovate più di Umberto, e quindi puoi dirgli guarda che io con la B. Ah, giusto. Con la B inizia. Io ti batto, e ne ho trovate di più. Ti scampa una. È fatto, gatto. Sì, quella vabbè è la più... Allora, siamo in chiusura. Benissimo. Ti sei divertita? Quando torniamo, Umberto? Io sono contentissimo, perché al di là di quello che posso fare, io mi diverto. Perché l'ho presa un po' alla sprovvista e invece ha risposto bene e sono proprio contento di questo. Scuola manca poco, no? Tra un po' finita, ringraziando Dio. Una settimana. Mamma mia, quarta B. Ma questa la promuoviamo subito in quarta A. No, in quinta. In quinta. Scusa, mi sono dimenticato come funzionano le cose, scusa. Grazie allora a Giorgio Dendi per essere stato con noi, grazie anche ad Elena Caselli, grazie anche ai genitori che hanno consentito che venisse, perché insomma quando ci sono i bambini bisogna sempre seguire le regole. Certo. Noi ci vediamo domani è, che giorno è domani? Ormai per giovedì. Quindi ci occuperemo di cose che hanno a che fare con il sociale. Grazie a tutti, grazie a Giorgio Dendi, grazie ancora ad Elena e buona serata a tutti, arrivederci. Io sono libero la prossima settimana. No.